Guarda, quando venerdì mattina la società ci ha comunicato che avremmo giocato al Fortunati, è stata una notizia fantastica da parte di tutti, società, staff, e giocatori. Tutti noi eravamo contenti ed onorati di poter calcare il terreno di uno stadio fantastico che ha scritto la storia per anni e anni della nostra città, e poterci giocare in quella cornice di pubblico come ieri mi ha fatto venire i brividi e mi son sentito quasi un giocatore professionista o semi, se si può definire tale, e è stato veramente bello. Poi portare anche a casa un risultato positivo, ovvero il passaggio del turno, e farlo così, con una prestazione superlativa davanti a 1800 persone, è stata una cosa veramente fantastica, e penso che sia stata una delle mie emozioni più belle da quando gioco a calcio. Veramente una cosa senza parole, da brividi. Quando ho firmato l'estate scorsa, la società si chiamava ancora Athletic Pavia, si vociferava appunto di questa cosa del marchio, ma non era ancora nulla di concreto, che poi si è andata a realizzare. E che dirti, io a Pavia ho fatto tutta la trafila giovanile, partendo dai pulcini fino ad arrivare ai giovanissimi. E l'ultima volta dentro il Fortunati era 15/16 anni fa, e facevo da raccattapalle con il Pavia in Serie C, con i grandi giocatori del passato all'interno, e quindi puoi capire l'emozione che ho potuto provare solamente ad entrare in campo ieri. Per me Pavia rappresenta la città, dove sono nato, cresciuto, motivo di orgoglio. Sono veramente felice di poter contribuire alla risalita di questa fantastica società, che merita sicuramente categorie maggiori, e noi che siamo ragazzi normalissimi ce la metteremo tutta affinché questo accada. Che dirti dei tifosi? I tifosi, prima di essere tali, sono persone, sono ragazzi bravissimi, con dei valori immensi, che fin dal primo giorno non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, ci hanno espresso la loro totale solidarietà per il marchio che portiamo sul petto, e veramente sono una cosa meravigliosa. Anche nel girone d'andata, dove i risultati non arrivavano, prendendo acqua, neve, facendo delle trasferte di 70-80 chilometri, loro erano sempre lì, presenti, a cantare, a sostenerci, senza mai fare casino, e parlando sempre intelligentemente, senza mai attaccarci. Sono veramente l'arma in più di questa squadra e di questa città, perché ovviamente loro rappresentano la città di Pavia, e noi giocatori siamo felici di essere rappresentati dai nostri tifosi, che sono veramente splendidi, alla quale colgo l'occasione per salutarli tutti, e proveremo a ricambiare il tutto, portando il Pavia pian piano dove merita, come primo passo appunto salire di categoria, e poi vedremo, perché aggiungo anche una cosa: che puoi giocare al Fortunati, puoi giocare in un altro stadio, comunque senza i tifosi il calcio non sarebbe lo sport più bello del mondo, e quindi anche ieri è stata una scena veramente fantastica. Erano tantissimi, non hanno mai smesso di cantare, ma da agosto fino ad ora, e speriamo fino a giugno, e quindi per me, per noi giocatori, staff, società, è veramente un onore essere rappresentati da questi tifosi.